Ciao amici telespettatori, siamo nella rubrica dei Saranno Famosi e quest'oggi siamo al comune di Marsala a intervistare una ragazza che purtroppo è disabile, si chiama Giusy, ha 34 anni ed è di Marsala. La conosciamo subito. Ciao Giusy. Ciao, buonasera a tutti. Allora, ascolta Giusy, è da molto che hai questa passione? Sì, dalle medie si può dire. Giusy ha la passione per la poesia e quest'oggi praticamente Giusy ci vuole dire un po' delle sue poesie. Ascolta Giusy, ha molto tempo che sei disabile tu? Io quando sono nata vedevo, all'incirca ai 8 mesi così, persi la vista con la febbre alta. Mamma è andata da dottore qui a Marsala, Trapani, ma le cose andavano sempre a peggiorare, a migliorare mai. Siamo andati a Palermo e mi hanno fatto l'intervento e la cosa è andata sempre più a peggiorare. Poi siamo andati a Roma e a Roma non abbiamo concluso niente. Siamo andati a Ginevra ed era troppo tardi, di cui il medico si è meravigliato molto. Quindi praticamente tu sei dalla nascita, non ci vedi praticamente? Sì. Quindi non sai il mondo come le No. persone, i colori? No, però capisco perché quando ero a scuola a Siracusa c'era una signora non vedente che questa si è sposata che vedeva, quando è stata in gravidanza ha perso la vista e mi diceva a me giù che brutto no, essa che vedere a che non vedi più. E io tanto diavoletta che ero, l'accompagnavo io in bagno, l'accompagnavo una volta il portiere perché lì si dormiva in albergo a Siracusa. Il portiere è rimasto sbalordito nel vedere io come gli insegnavo a lei a capire dove era il secondo piano e qual era la sua camera. E io gli dicevo, qui siamo al primo pianerottolo, quindi c'è ancora scala, c'è il secondo pianerottolo e qui il primo piano, quindi quando tu arrivi all'altro pianerottolo e l'altro pianerottolo, quello è il secondo piano, poi giri sulla destra e quello è rimasto senza parole. Ma tu, una che non vede, accompagna quella che non vede. Ma con quale coraggio? Questa è la forza della volontà. Io faccio, ma forza della volontà. E me lo sono sentita dire un'altra volta ora qua a comune, mentre che lavoro, che gli parlo così e tutti faccio, ma vero è che io ho la forza della volontà? Ma Signore mio, se è vero, allora fa che sia sempre così e non cambi mai. Io voglio rimanere sempre così e di dare sempre una mano d'aiuto agli altri, pure che non vedo, perché è giusto che io accompagni pure a quelli che vedono, non ho problemi. Certo. Ascoltami, com'è che riesci a capire le persone nonostante che tu non le veda? Nel modo come parlano. Dalla voce praticamente. Sì, io infatti per un esempio c'è il mio dirigente che io ammiro molto. Quando lo conobbi avevo paura di lui perché ha la durezza e cose varie, però tramite la sua durezza poi ho capito che in fondo al suo cuore ha avuto molte sofferenze e fu da allora che io ho capito chi è lui e quindi ho superato la paura che avevo in lui. Anche certe persone capisco già come sono e allora io con il mio modo di fare faccio in modo di non farmi giudicare e criticare e dico vabbè va, le persone così sono. Invece ci sono quelli troppo allegri, sorridenti, Giusy ciao, e allora io subito mi sorride il cuore e do sorriso a loro. Quando ci sono quelle persone monotone, tristi, vorrei chiedergli che cosa hai, ma poi faccio, beh Signore mio, illuminali tu, guidali tu e dagli tu il tuo sorriso. Prego pure per loro dentro il mio cuore. Sei dolcissima Giusy, complimenti. Ascoltami un'altra cosa, riguardo l'handicap che c'hai, come riesci tu praticamente a vedere fisicamente le persone? Cioè se non con gli occhi come? Con gli occhi del cuore. Con gli occhi del cuore. Va bene. Ok, allora ci farei ascoltare un po' di poesie tue? Sì. La prima che ci farei ascoltare come si intitola? Vedo. Sì. Sì.
Ok. Mi auguro più presto perché ce ne sono belle, c'è quella il delfino che è bellissima, l'adoro. Poi c'è il tramonto, come si cerca di immaginare il tramonto. Poi ce ne sono molte, moltissime. Praticamente le tue poesie sono quello che senti tu dentro, giusto? Sì, il mare, quando uno va al mare, che una volta sono salita su una barca con uno che guidava la barca e io per la prima volta ho ascoltato benissimo che cosa è il mare, le onde. Quando lui mi disse, quello che guidava, ma Giussi, se ti posso dare? Io ho detto sì. Dice, ma cosa pensi? Cioè, no, io non sto pensando, sto meditando. Le onde del mare sto meditando. E lui è rimasto sorpreso. Dice, e che cosa ne pensi sul mare? E io ho detto, bella domanda questa, nessuno me l'ha fatta questa domanda del genere. Dice, che cosa ne pensi? Io ho detto, il mare intanto è una cosa che Dio ha creato e per me è una cosa che non si dovrebbe inquinare, che oggi come oggi l'uomo purtroppo sta inquinando pure il mare, che è la cosa più preziosa che c'è sulla terra, che Dio ha creato tanto. E quando uno ascolta soprattutto quelle onde che fanno, che ti chiamano con un flash e non sai che quelle onde, non sai quello che ti dicono, se ti dicono vieni con me oppure ti dicono stai attento all'ostacolo che c'è davanti. Non so, e oltre a questo ha un colore bellissimo, me l'hanno detto tutti, azzurro, quell'azzurro è come il cielo, che il cielo lo guida, per me è come il cielo se guida il mare. Bello, brava Giusy. Bene amici, abbiamo conosciuto una dolcissima ragazza di 34 anni, Giusy Bilardello di Marsala, e abbiamo scoperto la sua passione e prossimamente vedremo anche un suo libro pubblicato. Alberto vi saluta, ringraziamo il Comune di Marsala che ci ha permesso anche di fare questa intervista. Ripeto, Alberto vi saluta anche Giusy. Ok amici, a dopo allora, ciao. Oh yeah!